Questa porta è aperta, è Telca e non è un caso, buongiorno, perché il Mulino Cocconi, tra l'altro, che bella atmosfera, è davvero una porta aperta per i cicloturisti, è così? Sì, perché questo appunto è un mulino che risale alla prima metà del 400, è stato recuperato dopo il terremoto e da un po' di anni, diciamo, è la sede di un ecomuseo, ma è anche appunto una porta per le informazioni turistiche di chi arriva con la bicicletta, ma anche di chi arriva a piedi o che arriva in auto. Quindi noi ovviamente siamo qui, siamo a disposizione tutta l'estate, diciamo dalla tarda primavera fino ai primi dell'autunno, e con l'associazione produttori Pan di Sorc, che è un'associazione appunto che ha recuperato un vecchio mais ed è inserita nella strada dei vini e dei sapori, diamo anche un piccolo ristoro a chi vuole, diciamo, conoscere anche l'enogastronomia locale. Ciao Mario! Buongiorno Francesca. Allora, filo conduttore l'acqua, dove ci condurrà? Oggi l'acqua ci porterà giù fino a Udine, seguendo un percorso che potrebbe essere considerato alternativo alla ciclovia Alpe Adria. Prima di tutto ti porto su a Gemona, visitiamo il centro storico che merita assolutamente, e poi seguendo quello che sarà il futuro percorso della FVG3, la ciclovia pedemontana, scendiamo giù fino a Tarcento e poi Nimis. A Nimis lo lasciamo e scendiamo verso Udine, a questo punto direttamente, seguendo proprio questo bellissimo percorso che è la ciclabile delle Rogge. Quanti chilometri? Sono una quarantina di chilometri, quasi tutti in discesa, a parte la salita adesso a Gemona, adatto a tutti perché molti tratti sono su pista ciclabile dedicata, quindi anche le famiglie possono farlo. Via! Una stazione di sosta in età romana che nel Medioevo si trasforma in feudo all'ombra del castello del secolo XI, adesso in fase di ricostruzione. Già al tempo del patriarca di Aquileia, Gemona esige il dazio dai mercanti in transito lungo la via Iulia Augusta e sviluppa una libera comunità a difesa da mura. Il centro storico è attraversato dalla via Bini, dove si affacciano il palazzo municipale Boton con l'ampia loggia, il palazzo Elti con il museo civico ricco di opere d'arte, la mostra fotografica 1976, frammenti di memoria, il Palazzo Gurisatti, che è sede della Cineteca del Friuli, e la chiesetta di San Michele con una raccolta di affreschi. In fondo alla via Bini, presso la Porta Udine, sorge il Duomo di Santa Maria Assunta, poderoso edificio romanico gotico con una facciata riccamente decorata da rasoni, statue e sculture. L'interno è diviso in 3 navate da pareti slanciate poggiate su colonne intervallate da archi acuti. Interessante la statua del Vesperbild ed emozionante il crocifisso ligneo recuperato dalle macerie del sisma del 1976. Poco più in là, alla parete una tavola in legno dorato e dipinto del 1391. Sovrasta il Duomo di Monte Glemine, dove la parete meridionale è attrezzata con una palestra di roccia. Pedalando ai piedi dei castelli Savorgnan di Artegna e di Prampero Magnano in Riviera raggiungiamo Tarcento, la perla del Friuli, che tra l'acqua cristallina del Torre e il fuoco dei riti epifanici custodisce anche altri tesori.
Questo è il signor Enzo, un mascarar di Tarcin che sta lavorando a uno dei Tomàs, che sono le maschere in legno tipiche del carnevale tarcentino. Questa sede è aperta il pomeriggio, una domenica al mese, la prima domenica del mese, quindi la si può anche visitare. Questo è un carnevale antico che risale perlomeno ai inizi del secolo scorso. È un carnevale che non ha dei personaggi specifici, ed è la realizzazione dei Tomàs è lasciata alla libera fantasia dei mascherai. Era un carnevale che si stava perdendo e già da una trentina d'anni a questa parte un gruppo di appassionati si è impegnato per recuperarlo e rivalorizzarlo per quello che merita. Si svolge con delle satire che vengono portate di osteria in osteria, una volta venivano portate di casa in casa, dove ci si prende gioco delle autorità locali, ma ultimamente anche da personaggi a livello nazionale o mondiale. Quest'anno ne ha fatto da padrone i due padroni dei telegiornali, il coreano e il biondo statunitense. Noi riprendiamo il viaggio dopo aver conosciuto anche questa bellissima storia, questa bella chicca da approfondire. Udine si dice che sia nata come città solo dopo la costruzione di due canali che qui portano l'acqua del Torre, la Roggia di Palma e la Roggia di Udine. Quest'ultima viene citata per la prima volta in un documento del 1217. Da Zompitta l'acqua attraversa le frazioni di Reana del Roiale e poi quelle di Udine, prima di continuare a sud fino a Mortegliano. A Udine la roggia è ancora visibile in via Zanon e in pochi altri tratti. Presso uno di questi, in Borgo Grazzano, nasce nel 1487 Giovanni de Ricamatori, noto come Giovanni da Udine. Ben arrivata. Questa è la nostra azienda Agriturismo Tonutti, che si divide in due settori principali: l'ospitalità, dove si può dormire e fare la colazione, e l'azienda vitivinicola, dove produciamo le uve e i vini. Per quanto riguarda i biker, quello che possiamo offrire è un posto a riparo dove possono parcheggiare le bici, fare le piccole manutenzioni e poi successivamente possono fare una degustazione con i prodotti tipici, assaggiare i nostri prodotti di eccellenza, i vini, e poi la sera possono tranquillamente riposarsi nelle camere. Allora, brindiamo con 27° miglio. Marco mi raccontava prima che 27° miglio è proprio quello, il pezzo dove noi abbiamo pedalato, tra l'altro proprio in mezzo alle vostre vigne, nella ciclabile delle Rogge, ed era il 27° miglio della strada che da Aquileia ai tempi degli antichi romani raggiungeva il Norico, quindi le terre austriache. È uno spumante a base Chardonnay
Gli altri sono il friulano, il verduzzo friulano, e come rossi invece abbiamo il merlot, il cabernet franc e il refosco dal peduncolo rosso. E allora, grazie per averci presentato l'agriturismo Tonutti, a presto. Il filo dell'acqua tra mulini, cascatelle e suggestivi giochi di luce ci ha portato da Gemona alle Torri fino a raggiungere Nimis, Reana, Degliacco e infine Udine. E ancora, accanto all'acqua di una fontana nel giardino della città, finisce il nostro viaggio. Alla prossima, saluti e bici!